Quindi quando ho visto che eravate vicino alla scuola di polizia ho pensato che fosse proprio su quella zona, infatti. Ecco, quindi dal 13, ok, quindi dal 13 avreste comunque posto? Che bella altalena. Sì, sì. Dorella vuole andare a fare un giro in altalena, adesso andiamo giù, vediamo se... Oh Dorella, vuoi andare in altalena? Ci mette se stesso l'altalena. Ok, benissimo, quindi da 15 mattina diciamo potrete accedere. Ok, benissimo. Tirala un po' vicino perché sennò non la vedi. Mangiato bene, tutto bello anche qui. E dov'è che c'è voluto qua? Brunico. Le pezzamame il telefono. Adesso se riesco a inquadrare Villa Santa Caterina dove siamo noi, ecco praticamente guarda col dito, vi faccio il segno col dito. Vedete? Ah, è troppo, ho avvicinato forse un po' troppo. Ecco, noi siamo giù là, un attimo, no, ancora troppo vicino. Ecco, col dito più lì, siamo qua, sotto la montagna lì, che rimane Santa Margherita lì di Brunico, è una frazione di Brunico. Poi arrivi giù a San Giorgio e a destra vai verso la Val Aurina. Aurina, che arrivi, Aurina è quella, Val Aurina, fai Gais, Molini, arrivi su a Tures, si vede un po' il castello ma poco, una punta, rimane piuttosto dietro, non so se si vede. Comunque là è Campo Tures, tutta la Val Aurina. È sempre Brunico, Terento e un altro paese che adesso non mi viene il nome, già fatti li abbiamo già visitati, dove ci sono le piramidi di terra, bellissimo, ci vediamo dopo.